Caffè? Perché no? Ma la cucina è di là. Appunto. Vai. Che aspetti? Non ti smettisci mai, eh? È pronto? Non ti ringrazio nemmeno, guarda un po'. Ti ripago così. È finito. Sei un cafone. Addirittura! Francesca, dai, stavo solo scherzando! Dai, Francesca, stavo scherzando! Non fate più vedere! Dai, fammi entrare! Te l'ho detto! Francesca? Francesca, mi apri? Emma. Ciao, Non ti si fila proprio nessuno qui, eh? Avranno qualcosa da farsi perdonare. Sarà. C'è qualcuno qui? No, nessuno. Ma sta zitto. E Francesca? Capisco. Aurora? È tornata? Che muso! Non ci possiamo mettere un po' di sale in questa minestra insipida? Allora datti da fare, che aspetti? Sì, ma prima il piacere. Oh. Amore. Ma mi dite che combinate? Perché? È la prima volta forse. Appunto, ancora. Che faccio? La tipica espressione di chi finge di non capire. Ridete di me? No, cucciolo. È impossibile ridere di te. Uno spuntino? Io non posso toccare cibo, Ma sentila. Non parlare. Non ne hai facoltà. Come vorrei essere tra le tue labbra. Ma smettila. Allora troverò chi mi consola. Ehi, te la finisci? Guarda che non sai che ti perdi, eh? E tu non gli dici niente? Non sono gelosa, sorellina. Sorellina ha un corno. E quando torna Lorenzo fai i conti con lui. No, ti prego, no. Chi sarà? Avrà dimenticato le chiavi, come al solito. Amore, le chiavi. Ce l'ho in tasca. Preso la torta. Amore, le chiavi. Ti sei pulito le scarpe, amore. Gne.
mamma ce n'è per tutti. Meno male, cominciavo a preoccuparmi. E per me? Per te niente. Allora dovrò accontentarmi di questa. Ridammela. Che paura che te la asciughi. Che profumo. E il mio non ti piace più? Che maniere. Al guinzaglio già ci pensa il mio angelo custode. Se necessario. Ecco, bravo, No, impiccati. per carità, ci serve per dividere l'affitto. Grazie tante, Giordano, ma che fai? Dai, alza. Meglio che spendo qua. Che ci stavo prendendo un po' di confidenza. Il montaggio è la mia passione. Ragazzi, Buona questa torta. ma non esagerate per favore, Da chi l'avete presa? In piazza. Davvero? Ma la smetti di interrompere? Ma io? Mamma, perché non mangi? Eh sì, certo, mangio. Solo che riuscite a farmi nervosire anche in queste circostanze voi. E rilassati. Ma rilassati un corno. Ecco da che ripresa. Cerca di andartene che è meglio. Amore, prima che mi dimentichi, hai finito di buttare giù quel lavoro di grafica? Il volantino. Che c'è? Mal di pancia? È da una settimana che stiamo aspettando il tesoro. No, in realtà ci ha provato. L'ha fatto vedere, però non ci convincevo. Tu devi sempre difendere tutti, vero? No, ma ce la faccio entro stasera, Ecco, bravo. Sforna il documento definitivo, mi raccomando. Auguri. Auguri. Auguri tesoro. Grazie, mamma. Smettila, scemo. Sei gelosa? C'è anche per te bellezza. Ehi, ma è il mio onomastico. È la mia festa, ragazzi, vi siete dimenticati? Eccomi. No, tu no, eh? Dai. Aurora, vieni un attimo per favore. Non vi sembra di esagerare? Mamma, siamo grandi, non vecchie. Sì, sarete grandi, ma non abbastanza da pagarvi l'affitto. E tu non perdi l'occasione per farcelo pesare, mi sembra. E voi due che fate? Indovina, le sto dando i tuoi soldi, caro. Allora posso anche andare. Ecco, bravo. Noi togliamo il disturbo. Però mi sembra che stiate perdendo troppo tempo con la politica, il movimento. Dovete studiare, tesoro. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Tu fermo lì, Non mi muovo. Vabbè, io vado a studiare, Come va sul set? Tutti in riga nel caos più totale, sotto il pugno di ferro di un regime militare. Capito? Amore, gli auricolari. Comunque per me la situazione è fuori controllo, eh. Che vedi? Vedo casino. Il direttivo ha già superato il limite. Hai letto il nuovo documento approvato, no? Come movimento studentesco ci stiamo allineando a temi che definire liberali è poco. Solita solfa, però. Diritti civili, diritti civili, diritti civili. Sacrosanti, eh? Ambientalismo, parità di genere, asterischi. Ma il modo che non va. L'unica cosa che conta è soddisfare i capricci dell'individuo, poi sotto sotto è il mercato che muove tutto. Ma che faccio? Scrivo. Eh sì, dai, che dovremmo finirlo sto benedetto volantino. Tra i punti, metti anche la questione della guerra, E quella nazionale. Sovranista! E aggiungi questo. Non c'è emancipazione sociale senza liberazione nazionale. Rosso bruno! Scrivi, t'ho detto. Avviare un percorso di lotta per riconquistare i diritti sociali.
per la piena realizzazione di ognuno e la costruzione di una società più giusta. Piano, piano, Per il diritto allo studio, la formazione e la conoscenza fuori da un'esigenza di mercato. Se facciamo uscire sta cosa, Perché l'università è nostra, degli studenti e per gli studenti. scoppia una bomba, Una bella bomba scoppia. Che cos'è questo? Un volantino? Stiamo diffondendo, non sei contento? Beh, lo sarei se qui ci fossero i punti approvati in assemblea, ma vedo tutt'altro. Ci sono i temi e le questioni per cui lotta un movimento studentesco degno del suo nome. Non essere vaga, eh? L'ambiguità non appartiene a chi vuole fare della lotta politica una scelta di vita. Sì, ma di la verità. Tu contesti queste parole non perché sono vaghe, ma perché sono troppo radicali. Almeno per i tuoi gusti. Senti, non metterti a fare la solita gara a chi è più rivoluzionario. Perderesti. Questo lo tengo. Lo sottoporrò alla commissione interna. E ritengo che averlo diffuso senza l'approvazione del direttivo sia un atto molto grave. Chi è? Buongiorno. 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 Ci dica. Ragazzi, l'affitto va pagato ogni primo del mese. Lo sapete, no? Oh sì, è vero, ci perdoni. Ma... Ma che avete fatto? Un po' di teatro, no? Ora le prendiamo tutto. Alex? Giordano? Veramente... Non cambiate mai voi, eh? Vabbè, domani portiamo tutto, Ma insomma... Ci scusi, c'è stato un malinteso. Abbiamo una parte dell'affitto, la metà. Domani le daremo il resto. Può succedere. Non mi sembra la prima volta. Anche il mese scorso. O sbaglio? Sì. Non sbaglia. Comunque, sappiate che non accetto più atti ritardi, eh? Prenda questi intanto. No. Domani ripasso e voglio l'affitto. Intero. Su, li prenda. Domani ne daremo il resto, non si preoccupi. Non mi preoccupo mica. Forse voi dovreste. O almeno credo. Così salta tutto, eh? Ogni mese la stessa storia. Beh, un ritardino, su. Non fare lo scemo. Tanto la patente lo scemo già ce l'ho. Quello ci caccia via, però. Ma no, 6 posti letto per 3, 1800, puliti. Ma dove li trova? In fondo abbiamo sempre pagato. Sì, ma ogni volta è uno strazio. Se ci stratta io non vi perdono, eh?
Scusa. Compagni, silenzio per favore. L'assemblea ancora non è chiusa. Dovremmo deliberare su quanto appena discusso. Il volantino non esprime le posizioni approvate dall'ultima assemblea, per cui propongo di richiamare chi l'ha scritto e diffuso. Seguendo le norme dello statuto, ovviamente. Scusate, compagni. Scusa, compagni. Ma credo che un richiamo formale sarebbe controproducente per il movimento. Rendere pubbliche polemiche o spaccature interne è sempre inopportuno. Tanto più in un momento come questo, con le destre al governo, e in cui un nuovo ordine mondiale sembra essere alle porte, annunciato da guerre in zone di importanza strategica fondamentale. Almeno credo. Che si propone allora? Chiederei ai compagni coinvolti di fare un passo indietro, senza bisogno che il direttivo faccia un comunicato doc. Per alzata di mano, chi è d'accordo con la richiesta di dimissioni? Bene, a maggioranza si procede in attesa della presa d'atto dei compagni. Ma sparisci, Bertuccia! E tu chi saresti, di? Una che dovrebbe laurearsi. E tu invece? La Statua della Libertà? Studia, dottoressa. Sì, quello che dovresti iniziare a fare anche tu prima o poi. Io? Ma io sono il signore delle luci. Sì, ma di mestiere fai il giullare. No. Lui piuttosto. Io. Lorenzo, è inutile che ti nascondi, eh. Tu non sei Lorenzo, di la verità, eh. Qui sei tenero, senti. Ma qui è duro, Cristo, nero e duro. Sì, tu sei nero e duro, compagno. E questa banderuola? Chi sarà questa banderuola? Vabbè, tu mi tratti male solo perché sei l'unico che lavora e te la tiri. Lavoro. Puro sfruttamento, direi. Lo dovreste assaggiare pure voi, non vi farebbe male. Però, lavorare sul set, io ti invidio. Oh Alex, dai, ridammelo! Vabbè, ma la questione di missioni? Lasciamo stare. Beh, bisognerà pur rispondere in qualche modo. Io farei così. Farei un film. Un documentario che affronti la questione di petto. Un film! Che idea, ma sei un genio, te! Per rilanciare le nostre posizioni. Per noi il movimento è comunità, innanzitutto. È quello che viviamo qui dentro. Tanti destini e un corpo solo. Una comune. Una comune, ma se siete sorelle? Sì, 3 sorelle. E voi? Che c'entrate? Appunto. Ogni vincolo di sangue è fatto per essere superato, eh. È la vita che è una comune. Un luogo dove ognuno riconosce l'altro per quello che è. Una comune privata, però. Sì, ma perché fare un film? Che c'entra? Come che c'entra? Fare un film per rifare il mondo. Vabbè, una pazzia. Ma come una pazzia? Non è quello che vorremmo fare della nostra vita. Eppure. Sì, ma non si fa così un film. No? No, non così su due piedi, senza soldi, senza niente. Lorenzo, abbiamo tutto quello che serve. Follia e illusioni. Ma sì, perché no? Perché no? In fondo che ci costa? È divertente. Voi forse vi divertirete pure, eh? Però io col lavoro... Perché? Ti vuoi chiamare fuori? No, vabbè, non è che mi voglio chiamare fuori, è solo che non Solo è... un corno! Siamo un gruppo o no? Ogni forma di individualismo, perché questo individualismo, è un cancro d'essere. Ma individualista ci sarei tu, E smettetela! No, individualista non l'accetto. Certo che però dovresti adeguarti.
Una comune è una comune. Privata. Un film. Perché no? Abbiamo già la colonna sonora. Siete capoccioni, eh? Però... Una comune. È una comune. Sulle strade delle piazze vogliamo barricate, ma nel cuore della sera il tuo sogno, storia mia, alto è il fuoco dei tuoi canti, giovinezza sempre avanti, dentro al giorno ferma il sole della tua rivoluzione, su compagni sempre avanti, sopra i monti tra le valli, batti al vento la bandiera, rossa al fuoco della sera, batti al vento la bandiera, rossa al fuoco della Grazie mille, veramente. Grazie. Eccola. Che state facendo? E te che te ne frega? Beh, mi interessa è come, ce l'avete permessi. Beh, dai, su, ditemi se avete permessi. Certo che ce li abbiamo. Ce l'abbiamo e come? Ma non li facciamo di certo vedere a te. Bene. Allora mando subito una segnalazione al preside di facoltà. Così vediamo se ne è a conoscenza. Sì, va pure. Corri, mi raccomando. Brigati, no? Che aspetti? Dai, vai, ti dico. Ah, va dove devi andare però. Che ciuccia calzini.
No, non ce la faremo mai. Perché? Mi sembra siano venuti male. E come facciamo coi permessi? Hai visto quello che è successo oggi, no? La prossima volta non la passiamo liscia. Che c'è? Te la fai addosso? Ecco, vedi? Uno solleva un dubbio e tu lo aggredisci. Sei violenta, sei fascista. Fascista chi? Dai ragazzi, smettetela. Fascista va là dire a tuo padre, capito? Che c'entro io con mio padre? No, tu non c'entri nulla. E invece il tuo? Il compagno direttore della filiale sotto casa, no, eh? Tutto regolare, Ehi, vero? che da dire su papà? Francesca. Lascialo stare. È solo uscito di testa. Invece hai ragione. Papà ha un venduto, diciamo la verità. Ma che dici? È un venduto. Lo sappiamo tutti. Ecco. Ha fatto il suo ingresso al tribunale dell'Inquisizione. Sicura di non voler venire? No, resto a casa oggi. Sono stanca e poi qui da sola posso studiare meglio. Non imparerò mai questa parte. Lorenzo è di là, in camera. Sta male. Ci vediamo stasera allora. Dobbiamo girare all'università. Se ce la facciamo. Ma certo che ce la facciamo. E ora? Che si fa, eh? Si va a lezione? Ma nemmeno persone. Ho ancora i volantini. Non mollo io. E perché io sì? Vengo con te, sai chiaro? Via. Alex! Emma! Alex! Alex! Emma!
Mi raccomando le liberatorie. Ciao. Ciao. Allora, ci siamo? Sì. Per cominciare, cosa pensi di come il movimento sta gestendo l'occupazione? Credo che sia una cosa necessaria, no? C'è una privatizzazione delle conoscenze che va contrastata. E tu hai seguito l'ultima assemblea? Sei d'accordo con i punti approvati, ad esempio la questione sulla guerra? Sì, abbastanza d'accordo, sì. Ma tu c'eri all'assemblea? No, veramente no. E hai letto i punti approvati? Sì, ho letto qualcosa, ma non mi interrogare, ti prego. Bene così, grazie mille. Mi raccomando le liberatorie. Sì, certo. Grazie. Ivan, dobbiamo firmare. Ciao ragazzi, ma per caso vi andrebbe di fare una grande intervista? Una cosa tra amici? Sì. Dai. Ciao. Io ero presente e ho seguito e sono d'accordo su tutto. Ma non credi che i punti approvati sulla questione dei diritti civili siano una forma di deviazione rispetto a questioni essenziali come quella dei diritti sociali? E che questo spinga il movimento verso posizioni moderate o liberali? Ma sinceramente no. Ma scusa, voi chi siete? Chi rappresentate? Ecco, infatti, voi siete qui a che titolo? Noi non accettiamo provocazioni, chiaro? Stiamo calmi, per favore, eh? Io sono nel direttivo. Ho posizioni diverse rispetto a quelle espresse nell'ultima assemblea. Se tu eri presente avrai sentito anche il mio intervento. Sì, vabbè, non posso ricordare tutto. Noi siamo nel movimento e cerchiamo di portare il nostro contributo critico. Stiamo solo cercando di capire cosa pensano gli studenti per documentarlo. Beh, però io la liberatoria non te la do, sia chiaro. Dicono che in amore non c'è spazio per la vendetta. Ma la vendetta è dolce, se in nome dell'amore. Buonasera, ci scusi ancora per il ritardo nel pagamento. Domani mattina, se può passare, le daremo quanto manca per l'affitto. Grazie per la pazienza.
Allora? Allora, secondo me, bisogna andare avanti. Concordo, fermarsi adesso sarebbe assurdo. Dobbiamo continuare a lavorarci su. Ma nello stesso tempo tu dovresti preparare un tuo intervento in assemblea. C'è ancora tempo. Sì, e tu non sei stupida. Grazie. Ma non so se ce la farò a sostenere uno scontro simile. Ce la farai. Ce la farà. Questo è Giulio. Oh, sbrigate la tua, eh. Arrivo. A me non fate vederla. Vigliacchi. Resto io con te. Qualcuno dovrà pur controllarti, no? Altrimenti chissà che combini. Io? Buongiorno. Buongiorno, si accomodi. Vado subito a prendere l'affitto. Quello che resta. Perché? Voleva anche gli interessi? Se volete pagarmeli, li fate pure. Al massimo possiamo offrirle un caffè. Un caffè lo accetto volentieri. Insomma, avete problemi con l'affitto, mi sembra. No, si tratta di un ritardo. E le bollette riuscite a pagarle? È mai successo il contrario? Una volta uno arriva al punto di farmi staccare la corrente per aver pagato. E le sembriamo tipi del genere? Beh, no, almeno a giudicare da questo caffè. Meno male. No, amore, dai. Dai, che ci sentono. Buono davvero questo caffè. Anzi, ottimo direi. Ecco quanto le dovevamo. Gli interessi gliel'ho già pagati. E adesso me li devi pagare tu, amore. Che interessi. Scusate, ma vi pare il momento? Sì, scusa, ma non mi sembra il caso, tesoro. Non ti sembra il caso? Perché mai? Il signore non si scandalizza mica, no? No, ci mancherebbe, fate pure. L'affitto l'ho preso, gli interessi anche, dunque... L'accompagno. No, ti prego, stasera no. Sono stanca. Davvero sei stanca? Sì. Scusami, non vorrei dormire. Insieme fino al buio della stanza camminiamo, seri, mano nella mano.
anzi impediscilo se vuoi davvero salvarmi. Questa lacrima di sale, sediamo i fianchi dove nascerà un amante distesi, sognare per vertigini di sensi sospesi. Corona dei tuoi occhi umidi, occhi di scintille, mille semplici, rivestirsi con gli abiti dei vecchi di una volta ingenui, intrecciare tra i capelli un fiore colto dentro un libro. Immersi in un film. Quello che dovremmo fare. Cioè? In fondo, più che girare un documentario, mi sembra che stiamo interpretando una parte. Sì, l'orso scimmia. Ma sì, un film di finzione, pure più divertente, no? Così mettiamo in discussione le basi del progetto. E chi se ne frega? No, io non ci sto, Non bastava il documentario. Adesso vi inventate anche questa. Dov'è? Dov'è Lorenzo? Dove si nasconde? Lorenzo? Sei qui? Dai, esci fuori. Beh, parliamone prima. Interpretiamo noi stessi da un altro punto di vista. Magari esce fuori qualcosa di interessante. Tipo? Che se interpreto una parte, forse scopro qualcosa di me che avevo dimenticato. Ma che? Siamo quello che siamo. Niente cambia mai davvero. E tu saresti un compagno? Quello che sai non è mai esattamente quello che credi. Proprio come te. Io? Tu sai molto meglio di quello che pensi. Sei molto meglio di tutti noi. Alla
d'amore. E tu invece? Chi saresti, sentiamo? Chi sono? Lorenzo, no? Ma chi è il vero Lorenzo? Forse io. Scemo. Guarda. Inquietante. E perché? È bellissimo invece. Fatale. Sì, ma noi? Non è giusto, anche noi reclamiamo di esistere. Non basta reclamarlo. Questa comune Questa comune è privata, ma soprattutto al femminile. Perché siete delle streghe. Diciamoci la verità. Streghe. Delle streghe. 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 Ah, streghe. Streghe. Ah. Streghe. Streghe. I panni? Mamma, come te lo dobbiamo dire che andiamo in un lavasciuga e non stiriamo? Non l'abbiamo mai fatto. Ma che orrore! Va bene. Diciamo la verità, qui è tutto sottosopra. Non lavate nemmeno i piatti. I letti non sono rifatti e poi... Mamma, ti prego. Lasciale fare, sapranno loro come, quando. Ah certo, se fosse per te... Lasciamo stare. Piuttosto avete bisogno della macchina? No, niente macchina, per carità, sarebbe peggio. Anzi, noi dobbiamo andare. Mi accompagni? Certo. In accademia? E dove se no? Sì, è vero, anche io a lezione. Ma così, all'improvviso, con questo tempo. Sì, anzi, se volete rimettere un po' in ordine. Non sono galante. Ah, un'ultima cosa. Fate bravi, eh? Ma ti rendi conto? Sono giovani. Giovani. Ma non hai visto Francesca col ragazzo di Emma? Ma veramente sei diventata così maliziosa? Io ci vedo, caro, contrariamente a te. E vedo cose poco chiare. Anzi, troppo chiare. Troppo chiari. Certe cose si fanno di nascosto, caro. Mentre qui tutto alla luce del sole. Certo che con tutte queste idee sull'emancipazione. Conosco le mie bambine. So che non farebbero mai nulla di cattivo, di ingiusto. Io ho fiducia in loro. Ma guardale. Ma non sono bellissime. Tu con questa storia della fiducia hai solo trovato la via più comoda per non fare il tuo dovere, che è quello di educare le tue bambine, come dici tu. Anche se facessero qualcosa che non sono in grado di capire, so che farebbero la cosa giusta. Bravo. Allora prendi questo e comincia a rimettere a posto. Perché proprio qui? È un posto simile. Perché sono in un posto simile, mi sembra di capire meglio chi sono. Allora ci vieni spesso? No. Ma chissà perché mi sembra di venirci da sempre. È un'illusione, la tua.
O forse sei tu la mia illusione. Dammi le tue lacrime per vedere, rosso gonfalone dei pensieri, soffia la mia bandiera nei capelli, solito profumo che va cantando Ha chiesto di intervenire. Saluterà i compagni lasciando il direttivo. Ma era ora. Già, lo sai, no? È tremendamente teatrale, ha bisogno del palcoscenico. Dimmelo pure, basta che si tolga di mezzo. Alessandra, direi di riprendere se sei d'accordo. Certo. Compagni, se nessuno ha obiezioni passerei all'approvazione del documento sull'organizzazione dell'ispezione studentesco per il corteo del 25 aprile, che abbiamo a lungo discusso durante la riunione di oggi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, approvato all'unanimità. E ora passiamo agli interventi dei compagni iscritti a parlare. Iniziamo da Emma, che ormai da 2 anni è membro del direttivo. Compagni, sia chiaro, io e altri militanti sentiamo il movimento studentesco come parte fondamentale del nostro impegno quotidiano, parte della nostra vita di studenti e non solo. Tutti noi abbiamo operato in questi 2 anni, in modo generoso e senza perseguire alcun interesse personale, perché crediamo nell'organizzazione come strumento di emancipazione di chi lotta contro ogni forma di sfruttamento e per una società più giusta e più umana. Perché non crediamo nella libertà, ma solo in un vero processo di liberazione. Perché non vogliamo una società costruita sui diritti individuali come concessioni ai capricci di ognuno, ma lottiamo per i diritti sociali convinti che si possano conquistare in un modo solo, attraverso un processo rivoluzionario. Perseguendo l'unità, la consapevolezza delle radici comuni senza le quali nessuno di noi può aspirare a definirsi davvero libero. Slancio comune, lo ripetiamo, di comunità della nascita, dell'appartenenza, della cittadinanza, e che si muove da una terra, da una fede, da una lingua. Cosa stai dicendo? Compagno, stai zitto, per favore. Ma non lo senti quello che dici? Senza questa lingua non potremmo gridare le nostre parole d'ordine, esprimere la nostra volontà rivoluzionaria, rompere le barriere che ci impediscono di essere la casa della nostra comune fratellanza, della nostra comune sorellanza. Non cittadini del mondo, Ancora? Ah, basta. ma uniti nel vincolo di sangue che lega il popolo e lo affratella agli altri popoli. Comunità di nascita e di nazione per un nuovo e vero internazionalismo. È per questo che non rinunciamo e non rinunceremo mai a far parte del movimento. No, non firmeremo dimissioni.
Non usciremo dal direttivo. Non faremo un passo indietro. Non cederemo un millimetro di quanto abbiamo conquistato duramente. Né tradiremo la fiducia di chi ha creduto in noi. Noi non crediamo. Noi andiamo avanti, compagni. Sopra i monti tra le valli, batte al vento la bandiera rossa al cuore della fiera. C'è nessuno? Chi è?
Giulio! Non posso aprire. Sono appena uscita dalla doccia. Ah, non preoccuparti, non mi formalizzo. Io sì, però. Dovrei entrare per controllare la caldaia. Ultimamente dava problemi. Mi dispiace, ma non posso aprirle. Questione di un attimo. Aprimi. Mi dispiace, ma non voglio aprirle. E per la tesi di laurea? Lei mi perdonerà, signorina, ma oggi ho un impegno del tutto imprevisto. Torni domani alla stessa ora. Non mancherò di riceverla. Sei rimasta a bocca asciutta? Tranquilla. Ci vediamo al corteo. Sta lontana da noi che è meglio. Io sto coi compagni. Quelli non tradiscono. Signorina, non viene? Arrivo, professore. Si direbbe che lei non voglia più quel caffè che le avevo promesso. Ma no, professore, lo prenderò molto volentieri. Ma vorrei offrirglielo io, se me lo permette. Ah, su questo non si discute, signorina. Lei oggi è mia ospite. Ti chiami Aurora, giusto? Sono arrivate le spese condominiali, se entri un attimo te le mostro. Un conguaglio sui lavori dell'anno scorso, un'integrazione imprevista. Tu capisci, non posso pagare anche la vostra parte, no? Che succede? Mi diceva che sono arrivate delle spese condominiali. E allora? Nulla, volevo solo mostrarle a tua sorella per... E per quale motivo? Queste sono questioni che lei ha sempre trattato con i nostri genitori, quindi non capisco. Certo, volevo solo informarvi sulla cosa. Informi mio padre. Francesca, hai preso tu il mio reggiseno? No. A me invece mancano gli slip. Sei sicura? Sì, cuore rosso. Ci tenevo a quelli. Hai controllato dietro il cassetto? Non so, ha detto che c'erano delle spese aggiuntive, integrative, non so, non si è spiegato bene.
Sì, dai, quando venite qui ne riparliamo con calma. Ciao. Vi perdete tutto. Li ho messi a posto ieri. Ma usciranno fuori prima o poi. E le mie calze nere? Qualcuno ha messo le mani nel mio cassetto. Ma stasera cosa ti fa esattamente? Ma qualche ripresa qua intorno, poca roba. Sì, vabbè, per documentare il quartiere universitario. Ma che? Stasera cose belle, stasera cose belle. Sì, prendi tu però, eh. E chi se no? Sono o non sono il signore delle luci? Il direttore della fotografia? Beh, se smettessi di lavorare nell'ombra, però, non sarebbe male. Ma no, tesoro. Luci ed ombre. Questo è il segreto per una buona fotografia. Per un buon film. O no? Certo, stavolta hai ragione. E già, luci e ombre, sorellino. Luci e ombre.
Ehi, qui ci sono i tuoi slip. Ma com'è possibile? E questo? Dov'era? Indovina un po'. Sei stato tu. Io? A fare cosa? Che ha combinato? Dimmelo che te lo concio per le feste, te lo Ha giuro. messo le mani nei nostri cassetti. Lui? Ma no. E perché? Sarà stato Alex, semmai. Io? No, ma che dici? Io? Per cosa poi? E gli slip, le calze, pure il giseno. No, non è possibile. Io avevo controllato prima di uscire e sono sicura che le tue calze non c'erano nel mio cassetto. Loro sono usciti con noi. Dunque sarà stato qualcun altro. Forse mamma, che è la fissa dell'ordine. Perché? Sono venuti qui stasera? Mentre non c'eravamo. E che ne so io? Le chiavi comunque ce l'hanno. Vabbè, basta chiederglielo, eh? No. Fate slippettini, calzetti. Ci sei. Io... Poi ti metteresti. Forse tutte e tre. E chi sei, no? Posso? Entri pure, signorina. E chiuda la porta. Buongiorno. Mi è dispiaciuto costringerla a ritornare, ma... Si figuri, professore. Allora, innanzitutto mi dica, ma quanti esami le mancano ancora? Devo dare l'ultima annualità di storia critica del cinema. Con il professor Aristarco, immagino. Esattamente. Bene. Allora, se lei è d'accordo, direi che potremmo focalizzare la nostra attenzione sul teatro di sperimentazione tra fine Ottocento e inizi Novecento. Certo, professore. Ad esempio, mi piacerebbe molto affrontare uno studio sui rapporti tra il teatro futurista e i nuovi regimi in Italia e in Unione Sovietica. Beh, non nego che sia un argomento interessante, ma è già stato ampiamente dibattuto dalla critica. Meglio approfondire questioni minori, dove c'è più spazio di ricerca, nel punto di passaggio fra decadentismo e avanguardie, per esempio. Non mi sembra persuasa. Beh, posso capirlo. Ma mi dica, lei crede veramente di sapere ciò che è più consono ai suoi interessi? Ne è davvero convinta? Io ritengo che dovrebbe riflettere. Mi creda. Sono certo che lei non ha ancora ben compreso qual è la sua vera natura. Lei ignora
la parte più sincera della sua vocazione. Allora? Te l'ho segnato? Oh, allora? Com'è andata? Lei ignora la parte più sincera della sua vocazione. Oh, dico, sei impazzita? Mancano delle riprese a Villa Mirafiori, a filosofia. Ma insomma... Sì, hai ragione. Ma vi pare che noi ci saremmo messi a ficcanasare nelle vostre cose? Piuttosto mi spiegate di quali spese condominiali parlava il proprietario? Non so bene, però aveva un comportamento parecchio strano. Non mi è piaciuto. Perché? Ma non saprei. Anche l'insistenza quando ha suonato qui a casa dicendo che doveva controllare la caldaia. Poi quali problemi ha mai avuto sta caldaia? È strano ultimamente. Forse si è messo in testa di mandarci via. Ma perché mai dovrebbe? Siete sempre puntuali con l'affitto? A meno che non facciate troppo chiasso la sera. No, chiasso. Ma che noi? E allora? Diciamo che... Diciamo che non ha alcuna ragione per lamentarsi, no? Proprio nessuna. Poi siamo sempre puntuali con i pagamenti. Sì, non ho motivo per mandarci via. E allora ci parlerò. Sarebbe ora. Lo faccio subito. Contenta? Bravo. Stavi per dire una fesseria, eh? È stato un attimo, mi sono fermata subito. Appena in tempo. Comunque mi sono fatta un'idea. Cioè? Qualcuno è entrato in casa e ha messo mano nei nostri cassetti. Ma non ai tuoi. Né ai tuoi. Mica porta Reggiseni. Ecco appunto. Ah. Se chi è entrato in casa si è interessato a un reggiseno, allora deve essere uno come te. Ma che dici? Sono una personcina assolutamente priva di malizia, eh? Beh, entrare in casa può essere stata solo una persona. Una persona che le chiavi. Io? Non fare lo scemo, sai benissimo chi è. Gli camminiamo giorno e notte sulla testa. Dove sta? Dove sta? È lui. Dove sta? Cosa? Dove sta? L'ho sentito. Eccolo. Gli ho telefonato, si è trattato di un equivoco. Gli era arrivata per errore la documentazione del condominio di fronte. Pensa un po'. Possiamo stare tranquilli, non c'è niente da pagare. Già, ora sei più tranquillo, tu. Ma che avete adesso? Si può sapere. Ma che è? Un nuovo balletto? Ah, io non ne voglio sapere, Me ne vado. Per oggi ne ho avuto abbastanza. Papà, ma tu? Sono venduto. Cosa?
un vento corre, sbanda perso di torre in torre. Se a volte hai paura, io a volte ho paura. Senti, forse c'è qualcuno, sta fischiando alla finestra. Se è ora di partire, sarà senza sosta. Su restiamo in silenzio e soffiamo sull'incendio lungo le tue rotaie. Treno, vai alle montagne. Forse un giorno hai creduto, forse un giorno ho dubitato. Sarò un mendicante o re per una notte. Sarà il volo del serpente o dell'aquila alla nave. Tu sogni alle cose belle, io sogno alle cose vane. Bravi ragazzi, bravi. Continuate così. Siete il nostro futuro. Grazie. Fingiamo il nostro amore, persino il pianto che commuove. Sarai l'amante felice di un amore felice. Abbiamo messo la maschera, eh? E ora dovremo toglierla. Ecco. Meglio che te la rimetti, va. Però diciamo la verità. Forse c'è qualcun altro da smascherare. E chi? Indovina? Ah, ho capito. Amante felice di un amore
Che fai? Te ne farai qui davanti a noi. Avrà bisogno di un cambio almeno una volta al giorno. Vuoi evitare lo scandalo? La denuncia? Vieni con noi al corteo. No. Questo è un ricatto. No, solo rieducazione. Usi certi metodi tu. Molto efficaci. Dovrà pur liberarsi anche lui prima o poi, no? Le 3 sorelle hanno emesso la sentenza. E ovviamente senza appello. Insomma, quando crescerai, Quando diventerai un uomo. Siamo stati spietati, eh? Ma no, abbiamo avuto pietà di lui invece. Gli abbiamo dato l'occasione di uscire da un ruolo che andava recitando da troppo tempo. E che ruolo? È innocente. Anche lui. Siamo tutti vittime in una società come questa? Sì, chiamalo vittima. In fondo anche lui ignora la parte più sincera della sua vocazione. Ah, e che vuol dire? Che vuole sfilarmi la parte della Sibilla. Ma che? Il ruolo della Sibilla è tuo. Nessuno può togliertelo. Ma perché abbiamo dei ruoli? Cerca di ricordare. Stiamo facendo un film, no? La memoria non è il mio forte. Faccio Alex, Giordano o Lorenzo. Non fa ridere. È vero. Sono Francesca. Te lo dico io chi sei. Uno scemo? Grazie. Vabbè, ma noi vogliamo gettarla sta maschera? Noi, Oh. Maschera? Sì. Diciamo la verità. Non stiamo solo girando un film. Anzi, quella è l'ultima cosa. E che avevo detto io? Vabbè, ma c'è bisogno di parlarne. Fare un film è un pretesto. Sempre. Ti metti a fare filosofia adesso? Cafone. Dillo, non si sente bene. Se facciamo un film è per guardare dentro di noi. Pensa, c'è qualcuno che trovandosi si è perso. Io sto guardando ma non vedo nulla. Beh, se ti può tranquillizzare, non si sente nemmeno niente. Osserva attentamente quel vuoto, eh? Così capisci meglio cosa sei. Carino. Dai, se stiamo facendo un film è solo per stare insieme, diciamo la verità. Come se non vivessimo entro 50 metri quadri da almeno un anno. Evidentemente non basta per sentirsi uniti. Ma si fa un film per urlare a squarciagola, magari dentro un corteo. Buono. Vero. Si fa un film anche per questo.
per sfilare accanto a uno che non conosci, ma che ti somiglia. O per amare davvero chi conosciamo già, ma non ci somiglia abbastanza. Facciamo un film perché è una forza della natura e possiamo sfilare uniti gridando. Alex. Sì? Ti ho mai sentito chiamarmi per nome? È la prima volta che vieni. Infatti, è ora che rientri nella tua parte. Vieni, ti presento Francesca. Chi? Ma sei matta? Perché? Cos'ho che non va? Vogliamo girarci attorno? Lo sappiamo tutti benissimo cosa ci sta succedendo. È un film, no? Pura finzione. Vabbè, allora. L'ultima finzione. Allora, perdiamoci. Più di così. E io? Tu starai con me. E io con te. Vedo che hai capito. È un gioco terribilmente serio questo. Una volta qualcuno mi aveva detto che oggi non è più possibile amare. Ma chi è sta matta? Io vivo per quello. Vero film! Facciamo un film! Facciamo davvero un film! Facciamo davvero un film! Sopra i monti, tra le mani, su compagni sempre avanti, batti al fianco la bandiera rossa al fuoco della sera, sulle strade, nelle piazze, sognavamo barricati, ma nel cuore della sera, il tuo sogno, storia mia, alto è il fuoco dei tuoi cani, giovinezza sempre avanti, dentro al giorno
voce voleva quel bambino costruire un grande carro che portasse tutto il fieno fino alla piazza del mercato. Per tutta la vita e per un'altra ancora brucio il sogno che il figlio oggi innamora. E ora che non c'è più, forse sogno di fare un lungo viaggio fino alla fine del mondo, per il sogno di un carro che non verrà. Per questo costruirà un treno che dentro una galleria squarci fino al buio dentro a una stretta via. Per tutta la vita e per un'altra ancora il treno è vicino ma troppo lontano. Così oggi il figlio del figlio non ha più la macchina davanti a sé, solo corsa alla sua bandiera libera nel tempo. Corre come una luce perduta, poi ritrovata ridendo. Porta una rossa bandiera, porta la corsa nell'oro.